Si sta riprendendo alcuni personaggi del Festival di Sanremo, e anche grazie a Claudio, perché è un grande amico, è un grande personaggio, una persona sincera e crede nell'amicizia. Questa è una cosa bellissima. Grazie. Claudio, Paghi. Siamo qua. Siamo qua Dopo... al 56esimo Festival della canzone italiana. Esatto, siamo qui e noi quest'anno festeggiamo il 40° anno di attività. Il 40° anno di musica per tutta l'Italia, per la gente che vuole un attimo distaccarsi dai problemi quotidiani. Un commento sul festival di quest'anno? Ti dico, onestamente non l'ho seguito molto, penso ci siano 4-5 canzoni degne. Per quello che riguarda la conduzione? Ma a me piace, è sobria, diciamo. Non è scoppiettante tipo champagne come l'anno scorso, però non mi dispiace. Noi abbiamo fatto qualche sondaggio in giro, comunque il pubblico ha qualcosa da ridire sulle performance di Panariello, che dicono che non è un presentatore ma è un cabarettista. Allora, secondo me Panariello dovrebbe fare Panariello, ossia essere più cabarettista, più se stesso. Mi piacciono molto le co-conduttrici, ossia una volta le chiamavano le vallette ai nostri tempi, ma sono co-conduttrici, sono molto brave secondo me. Lo scorso anno Solange la chiamate cavallette. Le cavallette? No, non sono cavallette, non sono cavallette. Tranquillo. Io ti ringrazio, sei passato a trovare il mitico Mario Melon. Il mitico è un amico, abbiamo fatto tanti concerti insieme, ne faremo ancora tanti perché la musica non finisce mai. Volevi scappare dalla tortura? Perché tu sai che io faccio anche cantare in live. Per me è piacere. Ti fa piacere? Madonna, Allora, è la mia vita. Allora, un accenno vocale da Paghi dei Nuovi Angeli. Questa è una canzone che non conosce nessuno. Donna felicità non ha l'amore, donna felicità lo vuol trovare, glielo troveremo noi. Chi vuole coltivare la sua rosa, oppure Singapore, vado a Singapore, ce ne sono tante altre. Va benissimo, ok? grazie. Ciao. Con grande orgoglio ho il piacere di presentarvi, di proporvi su Sky il nostro Mario Da Vinci. Buonasera. Buonasera a tutti, felicissimo di essere a questa kermesse di sanremese, insomma, sono felicissimo di incontrare questo giovanottino qua che mi ricorda il Sal Da Vinci, mio figlio, che sta oggi ottenendo un grande successo in teatro con il musical Scugnizzi di Mattone Claudio, e quindi sono ben lieto di sapere che questo ragazzo sta intraprendendo la carriera artistica. Hai sentito che voce che c'ha? Insomma, io penso che sta in buone mani. Il maestro che io conosco da moltissimi anni. Grande professionista. Chiamiamolo qua, vieni qua. Il nostro maestro. Allora, lo presenta lei? No. Siamo presenti? Sì, Sgambati, sono maestro Sgambati, praticamente in una vita che facciamo sì. Ecco. Bene, penso che oggi tu stai intervistando una persona che di spettacolo e tanti festival di Sanremo, uno dei primi che ha iniziato a fare questo, perciò praticamente è una persona che merita veramente lui tanti elogi e applausi. Cosa pensa del festival di quest'anno? Come tutti i festival inizia sempre così. Sono belle le canzoni, sono brutte le canzoni, sono anni che ascolto sempre le stesse cose, perché rimane sempre questo grandissimo Festival di Sanremo. L'unico rammarico è che noi abbiamo perduto uno dei più grandi eventi napoletani, perché tu non sai che Sanremo è il primo festival della canzone italiana e della canzone napoletana. Nel 1932 fu fatto qua, proprio in questa zona, il Festival di Napoli a Sanremo. Quindi abbiamo iniziato sempre noi a portare avanti il discorso festivaliere, insomma. È vero. Però una cosa più brutta, Nessuno lo sa. È un po' di storia È questa. iniziato con il Festival di Napoli. Detto bene. e siccome ovviamente tu sei giovane, ma la cosa più bella è che i giovanissimi come lui devono apprendere e devono sapere che cosa era, che cosa è la canzone napoletana nel mondo. Il Festival di Sanremo va avanti, io sono felice, sto qua, insomma, anche perché quest'anno ho dedicato mi dai questo disco,
un disco, cioè ormai si chiama CD, non più 33 o 45 giri, ed è uno è un grande evento, diciamo, televisivo e radiofonico e storicamente parlando, perché in questo CD ci sono la bellezza di 20 brani, ma la cosa più bella è che io lo devolvo all'Unicef, quindi il guadagno di questo disco va ai bambini del terzo mondo che hanno bisogno, che per €1 addirittura si salva una vita. Questo è importante. Io ho voluto regalare proprio inerente al discorso della canzone, perché noi siamo legati alla canzone, alle 7 note, e quindi cosa possiamo dare di più? Solidarietà, amore e gioia a qualcuno che ne ha bisogno, e io devolvo proprio tutto il guadagno di questo disco che si chiama La grande canzone italiana. Non pensare a me, non ti scordare di me, Granata, la mattinata di Leoncavallo con 100 persone d'orchestra. Ma non parliamo più di questo, parliamo di questo giovanotto che io spero che meriterà qualche cosa di più nel futuro, perché Salda Vinci, mio figlio, ha debuttato proprio a 7 anni, capito? Se sta qua c'è un motivo, perché è bravo. Come no, questo è importante. E io spero innanzitutto che i ragazzi, i giovani, possano andare avanti e portare sempre la nostra bandiera italiana, che poi la bandiera un po' italiana è quella napoletana, perché la canzone napoletana, il maestro lo sa, Sgambati, è la canzone italiana nel mondo. Va benissimo, io la ringrazio, poi questo è molto bello da parte sua. Va bene, noi abbiamo detto tutto, un saluto agli amici di Sky Italia. Vogliamo dire il suo nome? Manolo. Ah. Ma lui già... No, c'è il battesimo mio qua, se no come fa? Per il Padre, Figliolo e lo Spirito Santo. Vai avanti per la tua strada, sempre con serietà. La prima cosa devi studiare, andare a scuola e alternarti tra la scuola e la musica. E tra la Sei affidato in buone mani. Tra la fidanzata e l'altra poi... Poi si vedrà. Ciao dal vostro Mario Da Vinci, grazie a tutti, e mi raccomando sto disco, La grande canzone italiana. Ciao. Grazie, a tra poco. Manolo, sono più emozionato che tu, che la mia è la responsabilità. Però io sono sicuro che il maestro Sgambati ti metterà sotto e tra non molto verrai a Napoli e ti faccio cantare una cosa. Ma ti voglio provare, Stasera da Giarì c'è la cosa.
tanto tempo ti volevo dire. Per Napoli hai fatto tutte cose, se mi riposa non la faccio soffrire. Mettila sempre in una canzone